Che succede quando piove lungo questa strada e soprattutto cosa succede nelle vostre case? Purtroppo l'acqua ci entra dappertutto. Via Mottinello a Mottinello, frazione a cavallo tra due comuni, Galliera Veneta e Rossano Veneto, e due province, Padova e Vicenza. Qui quando piove le case puntualmente si allagano. I residenti sono esasperati dai pesanti disagi subiti a ogni acquazzone. Le immagini parlano chiaro. Hanno chiamato Rete Veneta perché non ne possono più. È una vita che abbiamo questo problema, ma non riusciamo a risolverlo per il discorso che c'è una parte del comune di Galliera e una parte del comune di Rossano e non riescono a mettersi d'accordo per trovare una soluzione a questo problema che purtroppo L'acqua vi entra in casa. anche in casa ci entra, oltretutto, ma su tutte le case qua. E poi le macchine quando passano fanno un'onda bestiale. Fanno. Lei ha detto che ha già buttato via divani e quant'altro. Pallottine e un paio di tappeti, Eh. appunto per l'acqua. Per l'acqua. E adesso? E adesso cosa devo fare? Non metto più niente, quasi niente, a parte una cassapanca. C'è tanta preoccupazione. Sì, tanta. E rabbia. E anche un po' di rabbia, sì. Case ma anche negozi come il panificio lungo la via. È un grande problema, un disastro, perché abbiamo l'acqua dentro il negozio, abbiamo l'acqua avendo i motori dei frighi sotto in cantina, abbiamo l'acqua che ci entra proprio dai buchi, abbiamo le finestre, acquari, acqua dentro. Quando piove tanto e che viene giù quelle famose bombe d'acqua, le chiamano, ecco io ho il problema, io metto un tappeto bello grosso, lo metto sulle fissure, Cosa chiedete voi alle due amministrazioni comunali? chiediamo che questo problema che in parte viene da Rossano perché butta giù l'acqua, che c'è una pendenza, si mettono d'accordo chi deve e il come. Che si mettano d'accordo una buona volta a sistemare, perché è inutile che si scarichino il barile uno con l'altro e devono fare loro e noi non possiamo, e la strada è provinciale, cioè sono anni, noi sono 20 anni che siamo qua. E noi andremo a interpellare i due sindaci di Rossano e Galliera.